Io desidero ringraziare tutti voi e lo faccio veramente con il cuore in mano. Per me è una giornata molto emozionante. Prima, facendo un'intervista a casa, mi dicevano: ma oggi che giorno sarà? Io ho detto: guarda, sarà un giorno che ricorderà forse di più del mio primo giorno di scuola. E non avrei mai pensato di avere questa emozione, anche perché sinceramente ve lo devo dire, dopo aver fatto il consigliere comunale, l'assessore provinciale, 2 giri di presidente di provincia, 3 anni di vicepresidente della regione, il ministro, e poi questo, però l'emozione più grande ce l'ho in questo momento. Spero che voi riusciate a percepire questo momento, che è un momento storico per noi. Ringrazio e saluto tutti gli assessori che sono qui con me, che mi danno ancora una volta l'occasione di parlare di un lavoro di squadra che noi dovremmo fare. Io ho sempre creduto nel lavoro di team e ringrazio tutti voi per la grandissima e inaspettata, anche permettetemi di dirlo, affluenza che avete garantito questa mattina, che non è la comunicazione della mia faccia, della nostra immagine, ma è la comunicazione di quello che sta accadendo in Veneto, la scrittura di una nuova pagina di storia che, al di là ovviamente della conferma della continuità, della buona amministrazione, di tutto quello di cui i veneti hanno bisogno, è la storia delle riforme, del federalismo fiscale e di tutto quello che noi possiamo fare. Prima un giornalista mi chiedeva, sapendo come si potrà fare il federalismo fiscale e l'autonomia in questa regione, applicare mantenendo l'unità nazionale. È esattamente la prerogativa. È quello che noi vogliamo dire, ovvero che autonomia non è in contrapposizione con unità. Vogliamo ricordare che la Costituzione lo dice con chiarezza e ricordiamo anche, lo dicevo a Padova sabato, che i padri costituenti erano degli autentici federalisti. E Einaudi, nel presentare la Costituzione, fece un discorso di presentazione unico, sarebbe sottoscrivibile al giorno d'oggi. Disse: dovremmo dare la giusta dose di autonomia ad ogni comunità. Abbiamo una grande responsabilità, ci rendiamo conto di questo. Chiediamo alla stampa di essere Catone il censore, di essere lì precisa e puntuale a spingersi nei momenti di esitazione, a controllare che il mantenimento della parola data con il programma diventi realtà. Penso che questo è il vero lavoro di squadra, non di due fazioni, l'amministrazione e il mondo della comunicazione, ma di un'unica fazione dove ci sia qualcuno che ha questo ruolo di cartone. E questo nell'interesse di tutti noi veneti. Chi si chiama fuori da questa partita vuol dire che pensa di non essere veneto e di non dovere nulla alla nostra regione. Io non aggiungo altro. Sto organizzando un passaggio formale di consegna con il presidente Galan. Abbiamo invitato per ovvi motivi di farlo oggi, ma lo faremo pubblicamente, io spero nelle prossime ore, la prossima settimana. Adesso vedremo l'organizzazione. Non è escluso che con il presidente addirittura lo si faccia anche doppio, per cui ci sia un'andata e un ritorno per entrambi. Vi dico che dal punto di vista così proprio di mera informazione avrò, ecco la sola donazione che salutiamo, avrò il modo di convocare, spero in settimana, se proprio non ce la faccio, massimo lunedì o martedì, la giunta, quindi con l'attribuzione definitiva delle DEP. Altro, ringrazio il dottor Rasi per la comunicazione, ringrazio tutti i dipendenti che sono qui, dal primo all'ultimo dipendente che si sono presentati. Li invito tutti a continuare a servire il popolo veneto come ha fatto fino ad ora, a pensare che non tutti i 4.882.000 cittadini del Veneto sono nababbi, fanno vita da nababbi, non hanno possibilità di spostarsi, sono laureati, conoscono la burocrazia, ma ci sono anche i veneti che hanno bisogno di essere aiutati, i veneti che hanno bisogno di essere compresi e serviti. Quando sono diventato ministro sono andato a vedermi l'etimologia della parola ministro, molti di voi magari la sapevano già, io non lo sapevo, e ministro vuol dire servitore. Sono convinto che anche governatore, presidente, assessore, sindaco, consigliere e giornalisti vuol dire servitore. Grazie.